Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo in migliaia i funerali di Schillaci. In mattinata la bara ha attraversato il CEP, il quartiere d'origine dell'eroe di Italia 90. Ovazioni di tifosi all'ingresso in chiesa. Il parroco, sei in squadra in paradiso. Beppe Bergomi è stato il nostro eroe. Lutto cittadino a Messina. Torna pesante la crisi idrica. Per guasti e perdite sospesa la distribuzione in diversi comuni dell'Ennese e del Nisseno. Messina in guerra per la bolletta con Giardini Naxos, acqua razionata a Palermo dal 7 ottobre. Senza sosta le aggressioni al personale sanitario, parla un autista del 118 colpito a pugni in faccia da un gruppo di giovani martedì ad Avola. La società che gestisce le emergenze chiede body cam per tutti i dipendenti. A Palermo è il giorno delle parti civili al processo per il ritardato sbarco dei 147 migranti della Open Arms. In aula anche il giovane Musa, che era a bordo dell'imbarcazione bloccata per 19 giorni davanti a Lampedusa 5 anni fa. In corso dalle 10:30 lo sciopero del personale del trasporto pubblico locale, l'agitazione cui hanno aderito diverse organizzazioni sindacali, terminerà a Catania alle 18. Ancora Catania, il cimitero cade a pezzi, le lastre di marmo si staccano dalle pareti, la sconcertante testimonianza di una donna che ha segnalato al TG Sicilia l'allagamento della tomba di famiglia e ha rischiato di essere colpita da un masso staccatosi da una cappella. Sofia Loren festeggia i 90 anni, l'attrice simbolo del cinema italiano nel mondo, nata a Roma, cresciuta a Pozzuoli, ha nobili origini siciliane. È discendente del barone Scicolone di Licata. Calcio, Catania di scena domenica Giuliano con 500 tifosi al seguito. Stasera Messina in campo contro la Casertana, con il lutto al braccio per ricordare Totò Schillaci e Cristian Argurio. Bentrovati. A Palermo in migliaia i funerali di Schillaci, commozioni e ovazioni dentro e fuori la cattedrale. In diretta da Palermo, Marco Gullà. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Sono terminati da qualche minuto i funerali appunto di Italia 90, Totò Schillaci. Hai detto bene tu, oltre 2000 persone sono accorse oggi in cattedrale proprio per rendere omaggio all'eroe di Italia 90, all'icona di riscatto anche della città di Palermo, che in quegli anni era falcidiata da Cosa Nostra, che uccideva quasi quotidianamente e che con Schillaci invece ha avuto appunto una copertina di riscatto. Vediamo anche le immagini, la moglie qua durante l'ingresso appunto della bara, da brividi anche appunto quando la bara è stata accompagnata dai cori della curva Nord 12 dei tifosi appunto rosanero che hanno appunto intonato cori per l'ex eroe d'Italia 90, per il palermitano 59enne che non ce l'ha fatta, deceduto 2 giorni fa all'ospedale civico dopo aver lottato per anni contro un tumore al colon. Una bella celebrazione, parole significative anche da parte di Don Sarullo, che ha celebrato appunto che ha celebrato appunto la cerimonia. Durante l'omelia ha detto l'arbitro, Dio ti ha convocato adesso in paradiso, tu giochi adesso titolare per la squadra più bella, per la squadra più importante, per la squadra del paradiso. Parole che hanno ovviamente suscitato grande emozione, grande commozione anche tra i parenti, la moglie Barbara, ma anche l'ex moglie Rita, i figli che ovviamente hanno trattenuto a stento le lacrime, e lo vediamo anche da questa immagine. La presente anche il numero 1 della FIGC, Gabriele Gravina. Come ex compagni di nazionale invece era presente Beppe Bergomi. Struggente, bello assolutamente il ricordo dello zio d'Italia, Beppe Bergomi, che ha raggiunto la cattedrale intorno alle 11 e ci ha rilasciato queste dichiarazioni. Ovviamente poi nel corso degli altri TG avremo altre voci. A voi. Anche quando ci si ritrovava, anche a distanza di tempo, sai, quelle cose che
c'è quell'amicizia profonda, no? Anche se non ti senti per un po', quando ti trovi bene con determinate persone. L'anno e mezzo che è stato all'Inter, lì l'abbiamo vissuto intensamente, però i ricordi sono quelli. Io il gol con l'Austria, perché lui poi gira l'angolo e viene ad abbracciare da quella parte dove c'ero anch'io, e quindi quello mi rimane più negli occhi, nella memoria, ecco. Però è la persona che mi piace sottolineare, io lo chiamo un animo buono, è la sua spontaneità, il suo modo di vivere la vita, il calcio, e quindi in quegli anni lì, cioè nel Mondiale del 90 è stato lui l'eroe di tutti noi, davvero, ci stava regalando un sogno. Per la morte di Schillaci a Messina è stato indetto il lutto cittadino. Oggi bandiera mezzata al comune in cui Schillaci è stato un protagonista indimenticabile. Francesco Triolo. Una città in silenzio, Messina. Il comune ha disposto il lutto cittadino per la morte di Totò Schillaci, che in maglia giallorossa è cresciuto ed esploso. Bandiera a mezz'asta sia al comune che alla città metropolitana, e alle 11:30 l'invito ai commercianti ad abbassare le saracinesche. In piazza, per strada, è uno degli argomenti più discussi, che siano messinesi o turisti, ognuno ha un ricordo di Schillaci. Ricordo il primo gol in una partita contro il Banco Roma al Celeste. Io ero nella curva nord e segnò sotto quella curva. Qual è il ricordo che la lega a lui? I mondiali è entrato lui e spaccava, è inutile che... Cambiamo argomento, crisi idrica. A Messina si apre un nuovo fronte per la cosiddetta guerra dell'acqua. Amam, la società pubblica, pronta a staccare la fornitura a Giardini Naxos per la bolletta. Situazione difficile nell'Ennese e nel Nisseno per un guasto all'Ancipa, la distribuzione dell'acqua, appunto. Francesco Triolo. La guerra dell'acqua miete nuove vittime, perché se da un lato il sindaco di Messina prova a chiudere quella con Taormina, dall'altro si apre il fronte con Giardini Naxos. Abbiamo inviato i nostri dati a Sicilia Acque, che sta verificando i quantitativi d'acqua ceduti e restituiti, dopodiché presenteremo regolare fattura al comune di Taormina, ha detto Basile, per il quale però resta aperto il nodo di Giardini Naxos, che ogni estate dagli anni 90 riceve 5-8 litri al secondo da Messina, ma non ha mai pagato, accumulando un debito di 600.000 euro. Noi abbiamo già fatto un decreto ingiuntivo che è stato notificato a Giardini per un importo abbastanza notevole, e nei prossimi giorni, così come anche annunciato il sindaco, staccheremo questi litri che sono stati erogati al comune di Giardini. Se a Messina la situazione sembra migliorare con la sospensione dell'ordinanza di razionamento e con la chiusura del centro operativo d'emergenza comunale, a Palermo non è così. Nel capoluogo dal 7 ottobre l'acqua sarà razionata ed una situazione critica si registra anche in 4 comuni della provincia di Enna. L'aggravarsi di una perdita dell'Ancipa, la cui riparazione era prevista per il 23 settembre, ha fatto accrescere i disagi, costringendo all'interruzione dell'acquedotto dalle 6 di stamani, con la conseguente sospensione dell'erogazione idrica nei comuni di Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano Castelferrato per consentire l'intervento di riparazione. Stessa situazione nei comuni di Caltanissetta, dove è stata garantita solamente ad ospedale e carcere, San Cataldo, Santa Caterina e Serra di Falco. Non si fermano le aggressioni al personale sanitario. Ecco la drammatica testimonianza di un autista del 118, picchiato martedì scorso durante un intervento ad Avola, nel Siracusano. Il presidente della SEUS, che è la società che gestisce le emergenze in Sicilia, invoca le bodycam, le telecamere personali per tutti i dipendenti. Francesco Aloi. Lavorando in questo campo sta diventando molto rischioso. Lorenzo, nome di fantasia, è un autista soccorritore del 118. Preferisce restare nell'anonimato. La paura è tanta, ma tanta è anche la voglia di denunciare. Martedì sera è stato aggredito durante il turno di lavoro. Tutto è successo nella periferia di Avola. Sceso dall'ambulanza, è stato accolto, si fa per dire, da un gruppo di ragazzi. Abbiamo trovato i familiari della persona che dovevamo soccorrere molto agitati. Mi hanno aggredito in un modo violento, come può guardare, ho la faccia tutta nera, cioè è una spalla
con un danno consistente. Ferite che equivalgono ad una prognosi di 15 giorni. Lei tornerà al lavoro con più paura rispetto a prima? Guardi, purtroppo questi sono traumi, un po' di tensione in più ci potrebbe essere. Da nord a sud i casi di violenza sono all'ordine del giorno e sempre martedì sera un'altra aggressione, questa volta nel Palermitano. Ci hanno riferito che le aggressioni ormai sono talmente tante che non fanno nessuna denuncia. Come ci conferma il presidente della Seus, Castro, a breve arriveranno le body cam. Che rappresenta un importante deterrente contro le aggressioni, l'invito chiaramente a una maggiore civiltà, soprattutto nei confronti di chi compie il proprio servizio per la collettività. Palermo, dure arringhe degli avvocati di parte civile al processo Open Arms. I legali della ONG spagnola, ma anche quelli di alcuni migranti costituitosi in giudizio e di altre associazioni umanitarie, confermano le tesi dell'accusa e rincarano la dose, mentre impazzano le polemiche sullo stop a un'altra nave, stavolta a Trapani. Maglio Viola. È il giorno delle parti civili al processo per il ritardato sbarco di 147 migranti dalla nave Open Arms, per il quale è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio il vice premier Matteo Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno. Per quello che è l'attuale ministro invece dei trasporti, l'accusa sabato scorso ha chiesto la condanna a 6 anni. Ieri è anche scattato l'allarme sicurezza per i magistrati che rappresentano proprio la pubblica accusa, pesantemente insultati sui social e destinatari anche di lettere anonime, secondo le denunce presentate a Caltanissetta e le segnalazioni fatte al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Oggi le parti civili hanno giocato un'altra carta emozionale, portando in aula Musa, uno dei 147 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione della ONG spagnola che nel 2019 fu bloccata per 19 giorni. Il ragazzo è arrivato insieme al suo avvocato Serena Romano, ma non ha voluto dir nulla. C'è stato un blocco de facto, consapevole e volontario, della nave, senza alcuna formalità prevista dalla normativa, anzi si è disottemperato a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, appunto da parte del TAR, ma senza mai una cornice minima formale. Sulla Open Arms c'era un carico di umanità dolente, la nave si trovava in condizioni meteorologiche difficili, ha detto nella sua arringa l'avvocato Salerni, legale di Open Arms. I fatti sono chiari, l'esposizione delle norme violate, dei comportamenti che anche noi riteniamo illegittimi mi sembra evidente. Intanto scoppia un'altra polemica a Trapani, dove un'altra nave di un'altra ONG, la Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans, in stato di fermo amministrativo e dalla quale sono stati fatti sbarcare per ordine dell'autorità marittima tutti i mezzi e le attrezzature di soccorso. È in corso dalle 10:30 lo sciopero del personale del trasporto pubblico locale. L'agitazione a cui hanno diritto diverse organizzazioni sindacali terminerà a Catania alle 18. Tra le rivendicazioni il problema della carenza di personale e la sicurezza. Desire Ferlito. Vediamo se arriva. Non arriva? Se non arriva ce la facciamo a piedi. Come ci vado a casa? A piedi? Una giornata difficile per i cittadini abituati a muoversi con autobus e metro. Previsto per la giornata di oggi uno sciopero del personale MTS. Dalle 10:30 alle 18 braccia incrociate per gran parte degli autisti in servizio e per le sigle sindacali che hanno aderito allo sciopero. Un rinnovo contrattuale che ripristini condizioni di aumento salariale dignitoso, ma anche condizioni normative migliori, perché la questione dei diritti resta sempre una questione centrale. Con una nota USB ha messo in chiaro le motivazioni di questo ulteriore stop, il terzo nel giro di poche settimane, dopo lo sciopero del 9 settembre per quanto riguarda i bus, tram e metro e quello del 10 che ha interessato solo il trasporto ferroviario. Altro argomento poi, le troppe volte raccontato, riguarda le aggressioni a cui spesso gli autisti dei mezzi pubblici sono sottoposti. Non ci sono autisti, non abbiamo più autisti, siamo 4 e quindi di conseguenza non riesce ad uscire un servizio decente e succede questo. E come diceva il collega, poi arrivi che una persona dopo un'ora e mezza che tu lo fai attendere sotto il sole, periodo estivo, parlo quest'estate qui, un'ora e mezzo, la prima persona che ti viene di fronte chi è? L'autista, con chi ti sfoghi. E sul tema sicurezza a Catania non si fa mancare proprio niente. Avevo la macchina, solo che mi hanno rubato gli sportelli della macchina e quindi non ho potuto usarla. O mi tocca prendere l'autobus o mi faccio venire a prendere da qualcuno.
Restiamo a Catania. Il cimitero cade a pezzi con lastre di marmo che si staccano dalle pareti e dalle cappelle. Miracolata una signora che si è rivolta al nostro TG per segnalare l'allagamento della tomba di famiglia. Tonino De Mana. Si era recata in visita nella tomba di famiglia, non ha avuto il tempo di constatare che era del tutto allagata quando all'improvviso un enorme masso e diversi calcinacci si sono staccati da una cappella finendo per terra e su alcune lapidi. Anna è ancora sotto shock, si sente miracolata ma è soprattutto arrabbiata per lo stato d'abbandono in cui versa il cimitero di Catania. Veramente è uno schifo che ormai stiamo privi più di venire dai nostri cari che troviamo schifo e pericolo pure di morte noi. Una perdita d'acqua su cui il comune sta intervenendo ha allagato la tomba. Ho trovato mia mamma e i miei familiari tutti pieni di acqua. È venuto un signore che io non sentivo, mi ha detto signora neanche possono tamponare perché non gli danno i soldi, anzi volevano che io compravo un celofan e direttamente una tavola per coprire mia madre. Io che loro ora mi devono pagare tutti i danni che sono là dentro da mia madre. L'ala del cimitero che vedete versa in condizioni di estremo degrado con lastre di marmo che si staccano dalla parete, la vegetazione che ricopre l'oculi e gli alberi che rappresentano un serio pericolo per l'incolumità. Tra i vialetti incontriamo un turista inglese, Tim, attratto dalla bellezza artistica ed affranto per il degrado. In Inghilterra io posso dire che anche il re non ce l'ha un cappello abbastanza grande così. Che differenza c'è tra il cimitero di Sheffield e il cimitero di Catania? In Sheffield sono più puliti, è vero, ma sono molto più facili perché si deve solamente tagliare l'erba e non si deve occupare di una casa. Questo grandi, sono tutte come le chiese, non sono come le tombe in Inghilterra. E i pericoli sono anche nelle immediate vicinanze del cimitero, con grossi rami che rischiano di finire sui passanti ed un attraversamento pedonale in piena curva che mette a repentaglio l'incolumità della gente. 2 gli anziani investiti in meno di un mese. Gli acquazzoni di ieri a Catania hanno causato disagi e danni. L'acqua è piovuta anche dentro il Palaspedini, oggi Palabramo, come vedete nelle immagini. Infiltrazioni dal tetto hanno consentito che l'acqua allagasse il parquet e a rimboccarsi le maniche per rimediare anche la professoressa Coach Ina Baldi, che come vedete è costretta ad asciugare e pulire. Attualità politica. A Palermo si terrà nel pomeriggio a Palazzo d'Orléans il vertice di maggioranza convocato dal governatore Schifani per un confronto fra i partiti del centrodestra per valutare le tensioni interne che si sono manifestate nelle ultime settimane. L'obiettivo dichiarato però è quello di fare il punto della situazione politica e programmatica 2 anni dopo l'insediamento dell'esecutivo. Si parlerà anche di sanità e di nomine, di bilancio di previsione e di fondi comunitari. In primo piano pure le emergenze in atto, dalla siccità ai trasporti e naturalmente argomento di discussione gli equilibri interni e la richiesta di spazio da parte dei centristi alleati di Forza Italia, a cominciare dagli autonomisti di Raffaele Lombardo. È un centro storico più green, più verde, quello che ospiterà il G7 a Siracusa, ma già domani a Ortigia partirà l'Expo. Siamo stati in giro per le piazze e per i vicoli e questo è quello che abbiamo trovato. Francesco Aloi. Una foto con l'ulivo qui in largo 25 luglio, quando le ricapita? Ah, guardi, siamo venuti proprio apposta da Venezia per questa manifestazione, siamo molto felici. Ortigia come non l'avete mai vista, con vigneti e oliveti. Da Piazza Minerva arriva della Posta e non solo. Questo è il nuovo look. È tutto pronto per il G7 e per l'Expo, che partirà tra meno di 24 ore. Speriamo che possa fare qualcosa questo G7. Da commerciante tutto ciò vi sta creando problemi o no? No, assolutamente, anzi è molto più popolata Ortigia. Per una settimana Siracusa sarà al centro del mondo, una grande vetrina per agricoltura e pesca italiane, ma anche per la città. Si respira un'aria diversa, ecco, vedere trasformare la propria città, il proprio centro storico. Piazze e strade chiuse al traffico, limitazioni nella ZTL, meno parcheggi. Non tutti i residenti sono felici di questo grande evento che ha stravolto la mobilità.
abbiamo potenziato fortemente la disponibilità di parcheggi, abbiamo potenziato i mezzi pubblici ovviamente. È un'Ortigia diversa, quella che stanno ammirando anche i turisti. Sapevate di questo evento? No, assolutamente no, siamo capitati per caso e purtroppo andiamo via prima che inizia l'evento. Dal 26 al 28 il G7 al Castello Magnace. Sarà questa la zona rossa, con le massime misure di sicurezza. Chiusi gli spazi aereo e acqueo e centro storico blindato. Domani pomeriggio intanto la grande inaugurazione al Ponte Umbertino. Sarà presente anche il Presidente del Consiglio Meloni. Cinema, Sophia Loren festeggia i 90 anni, l'attrice simbolo dell'Italia nel mondo ha origini nobili siciliane. Lei è nata a Roma e vissuta a Pozzuoli, però è discendente del barone Scicolone di Licata. Emanuela Corsi. Un mito senza tempo, icona della bellezza mediterranea nel mondo, Sophia Loren, l'attrice più famosa e amata dagli italiani, compie 90 anni. Nata a Roma il 20 settembre 1934, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, questo è il nome all'anagrafe, napoletana di adozione, ha però origini siciliane. Il padre Riccardo era figlio del barone Scicolone Murillo di Licata, comune di Agrigento. L'uomo riconobbe la paternità della bambina, ma rifiutò sempre di sposare la madre Romilda, che a causa delle ristrettezze economiche si trasferì con la figlia da Roma a Pozzuoli. Ma cosa vuoi capire alla tua età? Queste cose qui le possiamo capire noi. Furono i concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia del 1950, dove venne eletta Miss Eleganza, un titolo creato apposta per lei, a lanciarla. Occhi da gatta, labbra carnose, fisico prorompente. La Loren venne subito notata dal produttore Carlo Ponti, diventato poi suo marito, che la lanciò come star del cinema italiano e a Hollywood. Nella sua carriera ha fatto incetta dei più prestigiosi premi, tra cui 5 Golden Globe e 2 Oscar, nel 1962 per La Ciociara e nel 1991 alla Carriera. Ha ottenuto anche una stella nella Walk of Fame. Indimenticabile nel 1999 quando, con la passionalità verace della donna del Sud, annunciava l'Oscar a Roberto Benigni per La vita è bella. The Oscar goes to Nel 2021 il vicepresidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, ha proposto al sindaco di Agrigento di offrire a Sophia Loren la cittadinanza onoraria proprio per le sue origini siciliane. Napoletana o siciliana, la Loren è un simbolo dell'italianità nel mondo. E allora, buon compleanno Sophia. Buon compleanno anche da parte nostra naturalmente. Tra poco il calcio, dopo questa breve pausa che faremo adesso, con l'esodo dei tifosi rossazzurri in Campania domenica. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calcio, tour de force per il Catania che domenica sarà impegnato a Giugliano e il mercoledì successivo in casa contro la Rivelazione Cerignola. Mister Toscano dovrà dosare le forze e chiederà gli straordinari a Sturaro. Tonino De Mana. Oltre 17.000 in casa contro il Picerno, in 500 a Giugliano. Il 12° uomo del Catania è sicuramente il pubblico, che non fa mancare mai affetto e sostegno. E sarà così anche contro i campani a quota 5 in classifica, ma pur sempre insidiosi da affrontare con il 4-3-3 dell'ex udinese Bertotto, che ha già saputo imbrigliare Avellino e Cavese. Per i rossazzurri, seppur accompagnati da un tifo numeroso e caloroso pronto a sobbarcarsi oltre 600 km di viaggio, si preannuncia una sfida delicata che precede il turno infrasettimanale contro il Cerignola, finora autentica sorpresa del girone C. Mister Toscano è chiamato a gestire le forze e a chiedere gli straordinari a Sturaro, che al momento ha disputato 4 gare su 4, addirittura nelle ultime 2, coprendo gli interi 90 minuti. È prezioso l'ex Genoa e Juve e difficilmente l'ex tecnico del Cesena si priverà di lui. In attacco si va verso la conferma di Inglese, ma potrebbero avere spazio, magari a partita in corso, D'André e Montalto, che devono mettere minuti nelle
nelle gambe. Scalpitano anche Stoppa e Gimenez. Intanto la Lega Pro ha ufficializzato date ed orari delle partite tra l'ottava d'andata e la seconda di ritorno. Il derby tra Catania e Messina, valido per la 13ª giornata, è previsto al Massimino domenica 3 novembre con inizio alle 19:30, mentre il 15 novembre, sempre al Massimino, ma alle 20:30, è in programma la sfida tra i rossazzurri ed il Trapani. Impegno casalingo stasera per il Messina, che ospita al Francoscoglio la Casertana. L'obiettivo è riscattare la sconfitta di sabato scorso a Crotone. Sergio Colosi. Lutto al braccio, maglia commemorativa e un minuto di raccoglimento. Il Messina stasera contro la Casertana ricorderà così Totò Schillaci e Cristian Argurio, scomparsi uno dopo l'altro in una settimana funesta per i colori giallorossi. In un'atmosfera ancora più particolare del solito, l'attualità dovrà poi sostituirsi ad un ricordo comunque indelebile. La squadra di Modica cerca punti e riscatto contro una Casertana che fin qui non ha mai vinto, conquistando in 4 giornate 3 pareggi con Latina, Picerno e Turris e la sconfitta con la Juve Next Gen. Messina con qualche novità in formazione. Il modulo è 4-3-3, in porta Krapicas e più di un'ipotesi nel ballottaggio con Curtosi. A sinistra Salvo, preferito a Morleo. A centrocampo Frisen è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio. In attacco Provenzano a destra, Pedicillo a sinistra e Anatriello al centro con Luciani alternativa. Giallorossi alla ricerca del 10° successo in 18 precedenti contro la Casertana, completati da 2 vittorie degli ospiti e 7 pareggi. Dirige Baratta della sezione di Rossano Calabro. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.